Allora, una serata per i bambini, per regalare un sogno ai bambini di Napoli. Ci parli di più di qual è l'obiettivo della Fondazione Cannavaro Ferrara? Facciamola conoscere a chi ancora ha qualche dubbio e chi ancora non conosce nei dettagli. No, mi fa piacere ribadire che questa è una fondazione che nasce nel 2005 per volontà mia, di Paolo e Fabio, pur stando lontani dalla nostra città in alcune circostanze, però siamo molto legati al nostro territorio. Le nostre origini noi non le dimentichiamo e tutto ciò lo facciamo attraverso il sostegno, insomma, di tanti amici, e quindi abbiamo pensato di restituire la fortuna che noi avevamo avuto dalla nostra città, di restituirla ai ragazzi che magari sono meno fortunati, sono stati meno fortunati di noi. E quindi ogni anno organizziamo questo evento. Purtroppo negli ultimi anni ovviamente non è stato possibile, però stasera è il momento per ringraziare coloro che ci hanno sostenuto, gli sponsor, i tantissimi amici che interverranno e che veramente ci sono stati vicini, e quindi gli vogliamo dire grazie, ma soprattutto gli vogliamo rendicontare quello che abbiamo fatto, dalle spese solidali all'acquisto dell'ambulanza. In questi anni che siamo stati per forza di cosa fermi, la Fondazione ha continuato ad operare sul territorio. Hai parlato di fortuna per i ragazzi. Sì. Tantissimi ragazzi oggi non hanno la fortuna di esordire nel Napoli come hai fatto tu. Qui a Napoli c'è qualcosa di incompiuto tra settore giovanile e prima squadra. Come vedi questa situazione? No, qualche settimana fa commentavamo, forse durante una partita di Europa League, che c'erano 11 giocatori di nazionalità diverse. Lo possiamo leggere in due maniere. Una è che effettivamente magari il settore giovanile, insomma, può essere sicuramente incrementato. L'altra è che noi da napoletani siamo molto accoglienti e quindi siamo molto ospitali, e da noi possono venire perché si trovano bene, e la dimostrazione di avere 11 nazionalità diverse può essere letta anche in questa maniera, se proprio vogliamo. Parte tutto, insomma, io credo che è chiaro che erano probabilmente altri tempi, c'erano meno stranieri allora quando noi abbiamo giocato e abbiamo debuttato, noi ci siamo dati da fare, abbiamo dimostrato il nostro valore e poi non ci siamo fatti sfuggire l'occasione. Ciro, parli di fortuna e La fortuna poi bisogna meritarsela, perché sì, è vero che nel percorso di ognuno di noi, ma non soltanto di noi sportivi, di qualsiasi persona, insomma, c'è bisogno di un pizzico di fortuna. Poi te la devi meritare per quello che fai vedere. il Napoli forse un po' di fortuna è venuta a mancare nelle ultime 6 partite, tanti infortuni Sì. dopo aver messo già alle spalle un grandissimo comunque cammino finora. Beh, il percorso che stava facendo il Napoli aveva sicuramente sorpreso, evidentemente è un percorso che nasce da diverso tempo, però era oggettivamente impensabile che potesse vincere tutte le partite, quindi ogni squadra affronta delle difficoltà magari in un periodo diverso. In questo momento il Napoli soffre alcune assenze e magari anche comunque il fatto di dover giocare quasi sempre con gli stessi uomini, però la cosa importante è non costituirsi degli alibi, essere sempre molto concentrati per dare tutto fino alla fine. Poi è chiaro, ne vincerà una, gli altri però avranno la possibilità di andare in Champions, e credo che questo sia un obiettivo altrettanto importante. È chiaro che per i tifosi del Napoli, insomma, l'obiettivo numero uno è lo scudetto, però insomma la squadra sta facendo bene nonostante alcune difficoltà oggettive, però insomma anche le altre le hanno, quindi testa bassa, e Spalletti dovrà essere bravo a gestire gli umori della piazza, perché queste sono le difficoltà che ci sono a Napoli. Restiamo sulla fortuna, sorteggi non fortunati per il Napoli contro il Barcellona, ma anche per l'Italia, Macedonia del Nord, Portogallo. Ci piacerebbe ascoltare un tuo parere. No, ma ti ripeto, io in queste circostanze non voglio parlare di fortune e sfortune. Io dico che, avevo detto, avrei preferito che il Napoli non prendesse, che gli italiani non prendessero il Barcellona, al di là del momento che sta vivendo il Barcellona. Però è così. E io credo che il Barcellona non sia molto contento di che abbia preso il Napoli. Quindi è una sfida che si può giocare. A volte
contro questi club che magari sono in difficoltà, no? Come può essere il Barcellona in questo momento, non giochi soltanto contro gli 11 che vanno in campo o chi scenderà in campo, giochi anche contro la storia di un club, e andare a giocare al Nou Camp non è facile, però il Napoli insomma ha le qualità per mettere in difficoltà questo Barcellona. Vedremo. Per quanto riguarda l'Italia, purtroppo sono i rischi della mancata qualificazione, però l'Italia ha fatto un percorso fantastico e comunque vada io sarò sempre dalla parte del Mancio, dei suoi ragazzi, indipendentemente da quello che sarà il risultato, perché ci hanno regalato una grande gioia e ce l'hanno regalata dopo tantissimi anni e questo gli va riconosciuto. Poi è chiaro che faremo tutti il tifo perché l'Italia possa togliersi una grande soddisfazione così come è stata a Wembley, no? Ciro, torno un attimo sul Napoli. Tu hai avuto modo di vederlo e commentarlo, sì. Chiaramente l'assenza di Osimhen ti lascia pensare che sia un Napoli un po' troppo dipendente da Victor oppure no? No, non credo, sinceramente. Ha delle caratteristiche particolari, uniche, direi, e quindi permette alla squadra di sviluppare un certo tipo di gioco, però non dimentichiamo che quando è entrato Mertens, insomma, ha risolto diverse situazioni difficili e quindi, insomma, costruire la squadra e che la squadra possa dipendere da un solo giocatore non è una cosa giusta, secondo me. È un'assenza importante, indubbiamente, però insomma adesso le assenze sono anche quelle di Koulibaly, di Anguissa che però per fortuna sta rientrando, di Fabian Ruiz, insomma alcune assenze che si sono accumulate e che quindi qualche difficoltà in più insomma l'hanno creata, però non credo che in questo momento il Napoli sia dipendente da Osimhen, sinceramente. Una confessione, siamo in pochi, nessuno ci ascolta. Ma ti manca il campo? Sta facendo una grandissima carriera, però... No, devo dire, guarda, sono sincero. A parte il fatto che quando vedo le partite dico Madonna come fanno, il campo è così grande, non oso immaginare il mio campo di Barcellona, è enorme quello lì. E quindi non mi manca quello, mi manca il condividere con i compagni di squadra lo spogliatoio, quello mi manca perché era veramente la parte bella. È chiaro che quando vai in campo è bellissimo sfidarsi, confrontarsi con altri giocatori, con altri grandi campioni, però mi manca sinceramente più l'aspetto tra di noi, tra i compagni di squadra, le dinamiche di spogliatoio, tante cose. E ogni tanto che ci rincontriamo, siamo così, cazzeggiamo come una volta praticamente, scusate per il termine. Ma al Napoli mancherebbero Insigne e Mertens l'anno prossimo, perché comunque è un tema che verrà trattato per forza. Sì, ma non è il momento di parlarne in questo momento, sinceramente ci sono degli obiettivi troppo importanti, io credo nella professionalità di questi due ragazzi, poi è chiaro che ci saranno delle scelte da una parte e dall'altra che dovranno fare con la massima serenità. Sono giocatori che hanno dato tantissimo, che potranno continuare a dare veramente tanto e se non dovesse essere più così, insomma, va rispettata anche quella che sarà la decisione di tutte e due le parti. Però in questo momento secondo me è veramente prematuro. È chiaro che è un qualche cosa che verrà fuori in continuazione e che verrà fuori magari dopo la sconfitta per esempio di Empoli, perché quando ci sono le vittorie tutto passa in secondo piano e quindi che il Napoli ritornasse a vincere così non ci saranno più questi problemi, diciamo. Grazie. Okay?